Dicevo una cosa, se lei mi regala 5 minuti della sua vita, perché c'è una persona... No, mi devi dare del tu, lei non esiste. Allora, regalami 5 minuti, Vai. perché c'è una persona che stravede per te, che adesso, insomma, questo momento che abbiamo realizzato lo manderà in onda milioni e milioni di volte. Io vorrei far entrare un momento Nicola Turco, perché ti vorrei far sentire questo giovane cantante, se tu me lo permetti. 5 minuti, Mario, soltanto 5 minuti. Nicola, grazie. Nicola. Se ti fiondi, perché il treno passa solo una volta nella vita. Solo un miracolo, da San Vincenzo alla sanità. Allora. Stuaglione caro, lo conosco da ben quasi 30 anni, quando esisteva Radio Stacca Napoli, perché io per 25 anni ho decantato Napoli nel mondo attraverso i nostri microfoni e mi fa molto piacere che tu stai continuando a portare e ti fai un cuore così da una vita. Voglio dire, quando mi ha chiamato questo signore per avere dei filmati che non c'erano in circolazione, io ho dato un sacco di cose belle, perché lui veramente si fa un cuore così e ama Napoli più della sua vita. Allora, Mario, adesso facciamo una sorpresa, lui canta e canta anche molto bene. Tu adesso tieni tante cuffie in capo, io gli faccio cantare qualcosa. L'altra volta cantò Innamorate te, una cosa del genere, e io replicherei, perché lui deve dare il meglio di sé davanti al maestro Mario Da Vinci. Canta Nicola Turco. Non t'ha da chiara per amare minuti, io non riposo più, come triste che va bene come a me, ma sono innamorato. Per te, come gli amici miei, t'ha già incontrato perché, ma come te sì, ma caso sincero, non posso voler bene. Ma chiagnere in cuore si parola che non t'ha detto mai, amore mio, che faremo sì per me, ma sono so bene con me. Mario Da Vinci, senti una cosa, adesso tu hai tutta l'esperienza e la popolarità per dire quanti cantanti sanno a sta casa, dici Mario? Ma secondo me no, facciamo prima di richiedere a rimanere. Voglio bene. Ecco, chi sa da allora, sta ognuno ha la sua personalità. Sì, Mario, sì. Dunque non parliamo di chi deve rimanere a casa, no, perché se no magari ci danno a rimanere. No, dico. Sei bello, babbo. Allora parliamo di lui, che è una cosa stupenda, sì, anche perché stiamo nei giorni solenni del buon Dio che ci dà la forza di combattere, e quello è un combattimento continuo con chi vuole magari cantare ma non ha la possibilità di cantare, perché c'era una certa Rita Pavone tanti anni fa, e che fortunatamente sta ancora a galla. Sì. Allora a un certo punto i bambini dicevano: papà, mi compri il pallone?
E allora perché si credevano che tutti quanti potevano cantare come Rita Pavone? Ma comunque nessuno vieta ai ragazzi che nascono di cantare, di ballare, perché la cosa più bella è cantare e ballare. Però se avete il talento andate avanti, non vi fermate mai, perché noi abbiamo bisogno dei giovani, perché i giovani sono quelli che porteranno la bandiera della nostra canzone italiana, napoletana nel mondo. Quindi viva i giovani, e tu veramente mi hai... Grande Mario! Scusami che ti do le spalle. No, fallo, fai quello che vuoi. Allora ti dicevo, io non sapevo che tu cantavi, e ovviamente quando mio figlio Gino disse, sai chi è Nicola così, ma chi Nicola? Nicola così è turco, ma perché Nicola canta? Tu veramente puoi cantare e puoi dare lezione a chi magari attraverso la musica non esprime, perché ognuno canta ma non sa quello che sta dicendo, perciò Dio perdoni coloro che non sanno quel che cantano. Ecco, allora voglio dire una cosa che io lo conosco parla qua, da tantissimi anni a Nicola. Lui si trova a fare televisione, proprio per la passione del canto, perché mi ricordo, noi parlavamo prima in regia, lui aveva una stanzetta piccolissima dove faceva già la televisione là, e c'aveva un impianto dove lui si dilettava a cantare là dentro. Io dicevo sempre, ragazzini, eravamo ragazzi tutti tu, e dicevo Nico, ma perché voi quando che ce fa? Però la sua ambizione, la sua passione, data la televisione, che lui ama fare questa la televisione, era proprio il fatto di voler cantare, però non si è mai lasciato andare. Ma non lo sapevo che cantava così bene, ma la parola d'onore te lo giuro sui miei figli, non ne so. E beh, danno a fare un rischio però a te. Ma loro mi conoscono, io non ho peli sulla lingua, perché sono 60 anni che faccio sto mestiere, diciamo una grande professione, perché la cosa più bella è che gli artisti si comandano da soli. A mattina non è che riuscirai a dire a che ora c'è io a fatica, no. Chiudiamo insieme, dai, chiudiamo insieme. Aspetta. Allora da questo momento, un momento solo, se mi permettete, ti auguro tutto il bene di bene in questo mondo. Pace e bene, fratello, vita, prosperità e benessere da frate Da Vinci. Allora, senti, la sorpresa a Nicola Turco è fatta, gli abbiamo cambiato la giornata, lievitano un momento cuffie, dalle a Ciro Rigione, perché ne approfitto, c'è sta Mario Da Vinci, e mi rubo altri 5 minuti. Maestro, ti volevo presentare un attimo un altro giovane cantante che si chiama Ciro Rigione, che come Sergio Donati ha scritto 5 canzoni. Ecco. Guarda che adesso io non la battezzati a radio, figurati un poco, quanta cantante di Chis, a cominciare da Nino D'Angelo, da Alessia, tutti quelli che stanno in auge. Allora, e ne sono fiero e felice, perché vedi che questi ragazzi emergono quotidianamente. E l'unica cosa che mi sono dispiaciuta, perché non è che io non vi seguo, vi faccio la vita vostra. Io per questo quando e dalla mattina alla sera sto incollato a questa televisione, perché questo veramente è un ragazzo eccezionale, ma non che il violino, che tu su 40 mila, chi vanno a fare, a non so chi... Allora a un certo punto sono ben felice, mio figlio mi spezzi in parole. Allora, quando... io seppi che questo qua, non so chi è, insomma, che si spacciava come cantante, che poi non c'è mai sentito, mai c'è sentito. Ma c'è rimasta in capo questa storia, Ciro?